Tante. Tragedia alla Brussa di Carlo, un pescatore è rimasto folgorato dopo che la sua canna da pesca ha urtato i fili della media tensione. 40 anni fa l'omicidio del macellaio di Santa Maria di Sala, Lino Sabbadin, da parte dei terroristi guidati da Cesare Battisti nel pomeriggio, una cerimonia in sua memoria. Le polveri sottili nell'aria salgono alle stelle e si corre ai ripari con l'allerta arancione, scattano i blocchi del traffico a Chioggia e Venezia. Presidio di 4 ore dei lavoratori e sindacati Coge e Mantovani, incertezza occupazionale, mancate retribuzioni, i nodi della vicenda ruotano attorno a 2 questioni che fanno temere per il futuro. Il videomessaggio del nuotatore Manuel Bortuzzo dal letto d'ospedale, dice il 19enne: vi ringrazio tutti per l'affetto, ora per me inizia un nuovo allenamento. Presentato oggi a Venezia il CDA della Fondazione Veneto Film Commission, l'assessore regionale alla cultura, forte impulso all'immagine della regione nel mondo. Luna piena nel cielo e sul Canal Grande, nel fine settimana si è aperto ufficialmente il Carnevale con la splendida festa sull'acqua, la Pantegana e la selezione delle 12 Marie. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Tragedia dunque, lo avete sentito dai titoli, purtroppo alla Brussa, proprio nel pomeriggio, siamo a Caorle, un pescatore è rimasto folgorato dopo che la sua canna da pesca ha urtato i fili della media tensione. Una tragedia senza testimoni, circostanza che ha reso vani i tentativi di rianimare l'anziano pescatore che nel pomeriggio è morto folgorato da una scarica elettrica a Valle Vecchia di Caorle, a Monte della Brussa. La sua canna da pesca avrebbe urtato i fili della media tensione. Per l'uomo, un pensionato settantenne del posto, non c'è stato nulla da fare. Inutili si sono rivelati infatti i soccorsi chiamati da un passante che attorno alle 15:30 di questo pomeriggio ha allertato il 118. Con i sanitari del SUEM, ai quali non è rimasto che constatare il decesso dell'anziano, anche i vigili del fuoco. Il corpo senza vita del settantenne è stato ritrovato nelle vicinanze del canale Baseleghe, non distante dal confine con il territorio di San Michele al Tagliamento. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Porto Gruaro, che hanno raccolto elementi utili a ricostruire la dinamica della tragedia e per accertarne cause ed eventuali responsabilità. 40 anni fa l'omicidio del macellaio di Santa Maria di Sala, Lino Sabbadin, da parte dei terroristi guidati da Cesare Battisti. Gran parte del paese si è presentato alla semplice e dignitosa cerimonia in sua memoria, resa meno amara dalla recente cattura proprio di Battisti. Avanti Corona! Onore a Dino Sabbadin! Nel 40° anniversario della morte di Lino Sabbadin, il macellaio di Caltana, ucciso nel febbraio del 79 dai terroristi dei PAC, una corona di fiori viene deposta sul luogo della tragedia. Ad assistere il figlio Adriano, i familiari delle altre vittime di Cesare Battisti e della sua banda, il gioielliere Pierluigi Torregiani e l'agente della Digos Andrea Campagna. Un anniversario reso meno amaro dalla cattura e dall'estradizione poco più di un mese fa del responsabile di quelle morti. Non importa quando arriva la giustizia, può arrivare anche dopo 100 anni, l'importante è che arrivi e soprattutto che le persone che hanno commesso questi reati paghino. Battisti dovrà scontare 4 ergastoli, perfetto, li paghi. Sta un giorno, una settimana, un mese, 10 anni in galera, perfetto, l'importante è che paghi quello che la giustizia gli ha dato. Dai parenti delle vittime nessun desiderio di vendetta, come dimostrato dalla lettera scritta dalla nipote di Campagna e letta dalla cognata di fronte ai cittadini di Caltana, corsi in massa alla cerimonia. È con l'amore che si vince l'odio e noi abbiamo imparato a non darlo per scontato.
ad apprezzare ogni singolo attimo di vita e a condividerlo con l'altro. E nel vivere la vita Andrea è sempre stato con noi, Andrea è vivo. Verso Lino Sabbadini e le altre vittime di Battisti, ha rimarcato l'assessore regionale Roberto Marcato, lo Stato ha un debito troppo grande per essere ripagato per tutti gli anni in cui al loro assassino è stato permesso di vivere da signore. Fare le inaugurazioni e presentare i propri libri a caviale e champagne con grandi intellettuali, mentre qui ancora era caldo e troppo violento il dolore delle vittime. Questo non deve più accadere. Una promessa a cui fa eco quella del prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. Sono passati tanti anni, ma alla fine lo Stato è arrivato. E come è arrivato con lui, arriverà anche con gli altri 15 che stanno dall'altra parte della frontiera, perché prima o poi anche per loro arriverà la giustizia. Da parte di Adriano, dopo 40 anni di pubblici appelli per ottenere giustizia, oggi solo 3 parole. Grazie a tutti. Grazie Adriano. Cambiamo decisamente pagina, parliamo di smog, perché dopo 4 giorni di fila con i livelli di PM10 oltre i limiti consentiti nel comune di Venezia e a Chioggia scatta l'allerta arancio con la limitazione alla circolazione dei veicoli per contenere gli inquinanti atmosferici. Le concentrazioni di polveri sottili sono in crescita in tutta la regione e molte centraline ieri hanno fatto registrare livelli elevati di particolato. La punta massima a Venezia è stata registrata in via Tagliamento con una concentrazione di 113 microgrammi per metro cubo a fronte di un massimo consentito di 50, ma picchi negativi sono stati registrati anche a Sacca Fisola, Malcontenta, al Parco Bissuola e a Venezia a Rio Novo. Da domani a nuova comunicazione, dunque previsto lo stop dalle 8.30 alle 18.30 delle auto a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4, oltre ai veicoli commerciali a diesel Euro 1, 2 e 3 e ai ciclomotori Euro 4 a 2 tempi. Le limitazioni si estenderanno come di consueto anche all'utilizzo degli impianti termici a biomassa di classe inferiore alle 3 stelle. Continuiamo in qualche modo a parlare di ambiente perché sono proprio gli ambientalisti a lanciare l'allarme contro un accordo di programma sulla stazione ferroviaria di Mestre che secondo le associazioni veneziane porterà il caos in quella parte di città. Se noi facciamo le statistiche delle stazioni dell'intero nord-est si scopre che nella stazione di Mestre si muovono 31 milioni di passeggeri all'anno. 85.000 persone al giorno. È la stazione che dalle statistiche ufficiali ferroviarie risulta la più trafficata, la più importante dell'intero Triveneto, più di Venezia, più di Verona, più di Padova. Ha un carico di mobilità enorme e ha meno spazio di Montebelluna. Il piazzale antistante la stazione di Mestre è tra i meno spaziosi di tutto il nord Italia e l'accordo di programma firmato dall'amministrazione comunale per quell'area lo ridurrà ulteriormente, facendo precipitare una situazione già critica. La denuncia delle associazioni ambientaliste veneziane trova una sponda in Consiglio Comunale nel Movimento 5 Stelle. Questo accordo di programma andrebbe a sacrificare ulteriormente perché si perderebbe un terzo della superficie, laddove proprio più larga, l'edificio dove è attualmente accolta la polizia, che verrebbe sacrificato, piastrificato e costruito. Cioè, nonostante sia la più importante e la peggio servita, si peggiora ancora togliendo superficie libera per costruirci sopra. Secondo il consigliere Davide Scano, occorre ripensare completamente tutto il progetto. Ripensare tutti gli spazi dedicati alla mobilità, perché una stazione è vera e tale solo se ci si può muovere bene, altrimenti resta quella schifezza che è adesso. Dito puntato dalle associazioni anche contro le 2 nuove torri che sovrasteranno i binari dedicate ad attività commerciali e alberghiere. Per cui invece di migliorare la stazione e le aree pubbliche interne e esterne, si congestiona e si rende ancora più ingestibile e invivibile la stazione di Mestre. E ora il presidio di 4 ore questa mattina dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali di Coge e Mantovani, incertezza occupazionale, mancate retribuzioni, i nodi della vicenda ruotano attorno a queste 2 questioni non da poco conto che fanno temere naturalmente anche per il futuro. Quello che sta succedendo è veramente un peccato, anche perché soprattutto sull'estero, ma anche in Italia, avevamo e ci sono dei lavori
però non si capisce se c'è la volontà vera di portarli avanti, di portare avanti un discorso imprenditoriale, di fare impresa. A parlare un ingegnere che in Coge riveste il medesimo ruolo ricoperto nella vecchia Mantovani, cioè quello di direttore commerciale per l'estero. Il suo racconto è sintomatico del dramma che si sta consumando da mesi. Tutti i cantieri aperti in Romania, Albania, Irlanda, nelle potenzialità sia della vecchia Mantovani che di Coge sono abbandonati. E quindi il vero dramma non è quello che può accadere adesso, ma quanto potrà accadere nel futuro. Per questo stamani è andato in scena un nuovo presidio dei lavoratori di 4 ore all'ingresso del terminal passeggeri di Fusina. Intanto rivendichiamo le retribuzioni perché i lavoratori ne hanno bisogno, stiamo chiedendo un tavolo all'unità di crisi per far sì che la Mantovani, o meglio chi è subentrato la Coge Mantovani, garantisca dei nuovi cantieri per dare occupazione a 90 famiglie del nostro territorio. 3 mensilità arretrate, 4 con la 13ª, una situazione insostenibile che preoccupa. Da quando è iniziato già ad agosto l'affitto a ramo d'azienda e questa Coge Mantovani, le promesse sono state tante ma i fatti sono stati veramente pochi e c'è il futuro dei lavoratori per quanto riguarda le retribuzioni, ma anche il futuro del lavoro che ci preoccupa. Erano 116 lavoratori, oggi sono 85. Chi è andato via ha tentato il ricollocamento per garantirsi un futuro migliore. All'azienda si chiedono fatti, alla Regione la convocazione di un tavolo sul lavoro. Invieremo una richiesta di convocazione all'unità di crisi e lì formalizzeremo le nostre richieste, ovviamente il pagamento degli stipendi, e noi in quel tavolo chiederemo un piano industriale perché abbiamo bisogno di capire quale sarà il futuro per questi 85 dipendenti. In attesa di risposte i lavoratori sono costretti a rinunce perché far quadrare i conti senza stipendio comincia ad essere complicato. Le bollette arrivano ogni giorno o uno deve saldarle. Noi non abbiamo stipendi già da Natale, come possiamo andare avanti? Vivi alla giornata. Non è facile per chi ha una famiglia, per chi ha degli impegni, come tutti, insomma, il mutuo e le spese per andare al lavoro, perché oltretutto molti di noi vengono da fuori, non è che siamo tutti padovani, e dunque tutto è complicato. Bisogna capire qual è la filosofia finale, bisogna capire fino a che punto c'è un accordo o no tra la vecchia Mantovani e la nuova Coge, bisogna capire qual è lo scopo di questo affitto del ramo d'azienda. Credo che alla fine chi ci rimetta sempre sono i lavoratori come noi. La cronaca con la paura vissuta da una ventenne che nella notte è stata minacciata e rapinata, minacciata addirittura con una siringa, pensate, in campo Santa Ponal a Venezia. L'ha fermata e minacciata puntandole una siringa, poi si è fatto consegnare il portafoglio, le ha rubato 40 euro e se n'è andato. Non è durata molto però la fuga di un 29enne veneziano che nel giro di un'ora è stato preso dalla polizia dopo aver derubato una 20enne veronese in campo Santa Ponal a Venezia. La giovane mentre passeggiava è stata colta di sorpresa dal ragazzo, alto 1,75 m con capelli scuri e ricci e un piumino marrone, che poi di fronte agli agenti si è giustificato dicendo di aver avuto bisogno di soldi per pagare gli spacciatori tunisini dai quali aveva appena acquistato della droga a San Polo. Dopo la sua fuga, la ragazza è stata soccorsa da 2 turisti che l'hanno aiutata a lanciare l'allarme e una volta intervenuti gli agenti sul posto ha fornito una descrizione dettagliata del rapinatore, sottolineando anche che era scappato verso il ponte di Rialto. I poliziotti delle volanti hanno quindi avviato le ricerche, individuando il 29enne all'1,50 a Santa Croce in Calle delle Rose. È stato dunque bloccato, portato in questura e denunciato. Parla per la prima volta in video Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne rimasto paralizzato dopo essere stato ferito da uno sparo a Roma, ed è un altro messaggio di forza e di speranza. Sentiamolo insieme. Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, come potete vedere sto sempre meglio, sono appena arrivato in quello che sarà il mio nuovo campo da combattimento. Qua sono al Santa Lucia, il nuovo centro di riabilitazione qui a Roma, dove rimarrò per un bel po', e niente, sono contento, sto bene e volevo semplicemente ringraziare quelle persone fantastiche che lavorano presso l'ospedale San Camillo di Roma, che veramente tra medici e infermieri mi hanno dato una mano non solo fisica ma anche proprio morale, non da poco, e tutta la squadra della federazione che ha contribuito a rendere questo mio percorso migliore,
e niente, adesso io sono qua, non vedo l'ora di darò tutto quello che ho per tornare tra di voi il prima possibile, perché veramente qua ci voglio rimanere poco. E niente, poi ci aggiorniamo sui social. Grazie di tutto il supporto che mi state dando. Io, anche se non riesco a rispondere a tutti quanti, giuro che leggo tutto e ogni giorno sono col sorriso stampato in faccia per tutto il supporto che mi date. E niente, un abbraccio fortissimo a tutti quanti, a presto e niente, adesso si inizia l'allenamento. Su queste parole, sul sorriso di Manuel Bortuzzo ci fermiamo per qualche istante, ma ritorniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Antena 3 Venezia, presentato questa mattina proprio in Laguna il nuovo consiglio d'amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission e con esso la sua prima grande sfida, quella di dare un messaggio vero e veritiero sul Veneto al di là degli stereotipi del passato. Valorizzare il territorio, far conoscere il Veneto in tutte le sue peculiarità, fare crescere il sistema delle professionalità e delle maestranze. In sintesi, veicolare il vero Veneto nei film, nelle fiction, nei documentari, al di là degli stereotipi del passato. Perché il Veneto, che nella filmografia è rimasto ancorato ai vizi ritratti da Pietro Germi in Signore e Signori, è una regione aperta, positiva, dedita al lavoro e alla solidarietà. Parola di Cristiano Corazzari, l'assessore regionale alla cultura, artefice della nascita di Veneto Film Commission, da oggi operativa e con una propria personalità giuridica. Sicuramente la Regione Veneto vuole investire nel mondo del cinema, delle fiction, delle produzioni, perché sappiamo che investire in questa direzione significa far crescere tutto il nostro sistema economico. È un'industria molto importante sia da un punto di vista della nascita delle professionalità, del lavoro, ma anche per la promozione del nostro territorio, delle eccellenze che abbiamo nella nostra regione, che sono da scoprire in tutto il mondo. La Film Commission sarà fondamentale perché avrà un ruolo per attrarre produzioni internazionali in Veneto, per far conoscere i palcoscenici naturali che sono vanto del Veneto nel mondo, ma che ancora oggi non sono trasmesse e comunicate. Con un occhio di riguardo alle professionalità, agli attori veneti, a chi lavora nel mondo del cinema, che in Veneto deve trovare ulteriore occasione di crescita. Fare sistema, fare rete sono le parole d'ordine di Fondazione Veneto Film Commission. Valorizzare le risorse locali, qui parliamo anche di formazione di attori, di registi, insomma, quindi con dei corsi professionali ad hoc e oltre ad aiutare le imprese locali, portare dall'estero le grandi produzioni. Perché è all'estero che il nuovo board di Fondazione Veneto Film Commission guarda con attenzione, da Cannes a Berlino, passando per la Mostra del Cinema di Venezia e prima ancora all'Anica a Roma, per costruire una rete di rapporti che saranno volano importante per il rilancio della cultura tout court. Oltre al presidente Luigi Bacialli, in consiglio d'amministrazione siedono il consulente editoriale Giacomo Brunoro, Cecilia Valmarana di Rai Movie, l'imprenditore Vittorio Dalleore e Giulia Lavarone, ricercatrice all'Università di Padova. A sostegno delle produzioni cinematografiche la Regione ha destinato 5 milioni di fondi comunitari. Approvato anche il primo bando che mette a disposizione 1.350.000 euro per sostenere fiction e animazione, 150.000 euro per la produzione di documentari e cortometraggi. E ora il magico avvio del Carnevale con la doppia festa sull'acqua, il corteo delle barche e la Pantegana. Luna piena nel cielo, luna protagonista sul Canal Grande in terraferma, perché questo è il tema del Carnevale che si è aperto ufficialmente sabato sera con la splendida festa sull'acqua. Il doppio spettacolo, tutta colpa della luna, è proseguito domenica con il corteo di 130 barche e 800 vogatori mascherati che da Punta della Dogana sono giunti in Rio di Canareggio, dove migliaia di persone tra turisti e veneziani hanno voluto assistere alla sfilata fino al gran finale. Il conto alla rovescia è scandito dal palco per l'apertura della Pantegana sulle note della Carmen, da cui sono volati centinaia di palloncini colorati tra gli applausi del pubblico festante. La Pantegana, la vera regina veneziana, e aveva un significato, perché qua a Venezia sappiamo tutti che dobbiamo lottare per resistere in tutti i modi e trasversalmente. Qualora dovesse, ma questo non accadrà mai, l'ultimo veneziano estinguersi, niente paura, sentiremo le trombe della carica e arriveranno le Pantegane, perché saranno le ultime a morire, anzi
dure a morire, è il nostro simbolo della resistenza. Alle 11 da Punta della Dogana al tradizionale Alzaremi ha dato il via alla manifestazione. A bordo delle imbarcazioni vogatori di decine di associazioni remiere di tutta la regione, rigorosamente in maschera, in abiti d'epoca o moderni, da quelli del Settecento a quelli più futuristici fino ai personaggi tipici del carnevale o quelli dei cartoni animati. Anche a Mestre domenica grande sfilata di carnevale con centinaia di persone per le vie del centro e naturalmente la luna. E in questo primo fine settimana di Carnevale sono state anche selezionate le 12 Marie. Le 12 veneziane che si contenderanno il titolo di Maria dell'anno per succedere a Erika Chia sono state selezionate sabato a Cavendramin Calergi. Davanti alla giuria tecnica e alla mamma delle Marie, la patron del concorso, Maria Grazia Bortolato, hanno sfilato 70 delle 86 ragazze che si erano iscritte al concorso. Le 12 prescelte sono Rachele Angeletti, Rebecca Bonini, Eleonora Boscolo, Elena Sambo, Morena Montin, Giulia Seno, Anna Favaro, Cora Fuga, Monica Nazzari, Linda Pani, Laura Valentini e Aurora Vignotto, tutte di età tra i 18 e i 25 anni. Il corteo e la presentazione delle Marie si svolgerà sabato 23 febbraio, con partenza alle 14:30 da San Pietro di Castello e arrivo in piazza San Marco. La manifestazione rievoca in chiave moderna il rapimento e la liberazione di 12 promesse spose ai tempi del Doge. All'inizio del IX secolo, il 2 febbraio di ogni anno, giorno della purificazione di Maria, le 12 più belle fanciulle del popolo scelte a rappresentare la città si radunavano insieme ai loro promessi sposi nella chiesa di San Pietro di Castello per ricevere la benedizione nuziale. Erika Chia, Maria dello scorso anno, sarà invece la protagonista del volo dell'angelo. La nostra programmazione, prima di salutarci, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti Gloria Tessarollo, assessore al sociale del Comune di Treviso, e Roberto Grigoletto, consigliere comunale del Partito Democratico, sempre di Treviso. Torna in prima serata l'attualità e la politica di Ring. Gli ospiti del nostro Ferdinando Avarino saranno Giovanni Zorzi del Partito Democratico, Enrico Zanetti, Vincenzo Marinese di Confindustria Venezia Rovigo e Gian Antonio Darè, segretario nazionale della Lega Nord. Questi dunque gli ospiti e i protagonisti di Ring. A me non rimane a questo punto che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Nel dettaglio sul Veneto prosegue un tempo asciutto e stabile. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure. Temperature minime oscillanti tra i 0 e 3 gradi, massime comprese tra i 7 e 11 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà nuvoloso con qualche velatura a carattere sparso dalle Alpi alla costa, spesso anche persistenti durante l'arco della giornata. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i 2 e i 3 gradi, massime oscillanti tra i 9 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue un tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'anticiclone. Infatti avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Temperature minime comprese tra i -1 e -3 gradi, massime oscillanti tra i 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.